Seconda corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 4 anni, questa volta sulla distanza del miglio, Duchessa Griff, Dama di Prussia, Drake, Danny Pan, Duman e Dusty, Daniel Avvi in prima fila, Dawson dei Greppi e Dylan Chris in seconda. In chiusura match secco fra Duchessa Griff e Dama di Prussia. 1 e 2 dello schieramento. Dama di Prussia veloce, ma all'esterno lo è anche Duman e Dusty, che sfila in poche battute sulla stessa Dama di Prussia. Partita invece con cautela Duchessa Griff, che è in quinta posizione lungo la corda. E così al termine dei primi 200 in vantaggio Duman e Dusty nei confronti di Dama di Prussia, che poi sposta dopo 300 metri esatti e si porta a condurre senza opposizione da parte dell'avversaria. Dalla coda si muove Duchessa Griff, che viene però anticipata. Drake aveva cercato di prendere la schiena, invece Duchessa viene anticipata dopo 500 metri di gara. Danny Pan che si porta al sediolo di Dama di Prussia e costringe in terza ruota Duchessa Griff, mentre Drake segue in seconda pariglia, in coda Daniel Avvi. Sempre in terza ruota Duchessa Griff, quando i cavalli stanno per completare il chilometro iniziale, nell'ordine dell'1:14:9. Duchessa sempre impegnata per corsie esterne. Tanto si è accodato in seconda posizione Danny Pan, ma Duchessa non riesce per l'inserimento di Drake a portarsi sulla leader a 400 dalla conclusione. La frazione è 1:14:7, cerca di avvicinarsi Drake, va su Dama di Prussia, mentre Duchessa Griff cala e prova a riproporsi, ma è sempre in terza ruota. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Dama di Prussia in vantaggio, Drake al suo esterno che prova l'ultimo affondo. Dama di Prussia si difende, Drake insiste, ma Dama di Prussia controlla fin sul palo e vince, mentre al terzo chiude Danny Pan. 1:13:7, 28:8 per i 400 finali, il raddoppio immediato del team Gocciadoro dopo il successo in Gentleman con Etoile Wise S, il raddoppio con Dama di Prussia, questa volta con il professionista Alessandro in sediolo. Controlla molto bene fin sul traguardo Drake, che è buon secondo comunque, mentre al terzo finisce una valida Danny Pan. Il successo per Dama di Prussia Alessandro Gocciadoro, ancora team Gocciadoro in evidenza per conto della scuderia Werner.